Cadavere carbonizzato ritrovato a Favara e un operaio, Angelo Sicilia. Frode su accise carburante, 13 indagati e 10 aziende sequestrate tra Agrigento, Palermo e Catania. Finanziata l'illuminazione dell'Esseneto, sarà possibile disputare gare professionistiche in notturna. Pericolo stabilità per bingo e rivendita di tabacchi, chiusura per le 2 attività interessate alla zona oggetto di movimento franoso. Il Mudia inaugura percorsi digitali mentre riaprirà la chiesa di San Girolamo, che sarà punto di aggregazione per giovani e anziani. Finanziato un nuovo look per le strade interessate al passaggio del corteo per la traslazione del giudice Livatino, no dei sindaci del Belice ad impianti eolici, nuovo dirigente al posto di Ricciardo e la riforma dei consorzi di bonifica. Al Niccolò Gallo si discute di percezione della violenza in età adolescenziale. L'Odierna organizza Scuola Futura a Cortina, al Quasimodo 100 passi, verso il 21 marzo con Luigi Ciotti. 77° Mandorlo, tornano le vetrine fiorite. Un saluto dalla nostra redazione e di un operaio favarese, Angelo Sicilia, 60enne, il cadavere carbonizzato rinvenuto questa mattina all'interno di un'abitazione sita in via Nino Bixi, una traversa della più nota via Roma, nel centro di Favara. La vittima è stata identificata, afferma il quotidiano Grandangolo, con non poche difficoltà alla luce delle condizioni in cui si presentava il corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo operativo di Agrigento. Sono ancora da decifrare i contorni del macabro ritrovamento. La scientifica sta effettuando i rilievi del caso a caccia di elementi utili alle indagini. Una domanda che comunque si pongono gli investigatori è come sia divampato l'incendio che poi ha provocato la morte dell'operaio. Al momento è ancora presto per avanzare ipotesi, ma si propende per un fatto accidentale. Angelo Sicilia in paese lo conoscevano tutti, ma è molesto, viveva di piccoli lavori che faceva ogni tanto e per dormire utilizzava spesso abitazioni fatiscenti ed abbandonate. In precedenza, in 2 occasioni, la sua casa aveva preso fuoco, probabilmente perché si addormentava con la sigaretta accesa. Oggi l'eventuale terzo episodio potrebbe proprio essersi rivelato fatale. E la Guardia di Finanza scopre una frode di 15 milioni di euro tra Agrigento, Palermo e Catania, sequestro preventivo di 10 complessi aziendali, nonché di beni e disponibilità finanziarie per 13 soggetti. Sequestro preventivo di 10 complessi aziendali, nonché di beni e di disponibilità finanziarie per oltre 15 milioni di euro nei confronti di 13 soggetti sono stati operati dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo unitamente al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'operatività di un'associazione per delinquere attiva nelle province di Palermo, Agrigento e Catania ed dedita alla commissione di illeciti tributari, con particolare riferimento alla commercializzazione di prodotti energetici sottoposti ad aliquota agevolata, il cosiddetto gasolio agricolo. Secondo la ricostruzione compiuta, la frode avrebbe permesso di sottrarre al pagamento delle imposte oltre 11 milioni di litri di prodotto petrolifero e sarebbe
stata perpetrata attraverso l'utilizzo strumentale di operatori economici del settore e la predisposizione di documentazione mendace. Più nel dettaglio, diversi depositi commerciali riconducibili ai vertici del sodalizio criminali avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti e predisposto DAS fittizi al fine di documentare cartolarmente la vendita di carburanti a società di comodo o aziende del tutto ignare di quanto avveniva, mentre lo stesso in realtà veniva ceduto in nero a soggetti terzi non aventi titolo a riceverlo, il che consentiva a questi ultimi di praticare prezzi fortemente concorrenziali a discapito degli altri operatori del settore. Il sistema di frode, come accertato dall'esito di indagini tecniche, servizi di riscontro su strada e mirate attività ispettive, avrebbe garantito un significativo abbattimento dell'IVA e delle accise dovute, oltre a imposte dirette, generando un'evasione d'imposta pari a più di 15 milioni di euro. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, irregolarità nella loro circolazione e illeciti di natura tributaria. È finalmente stata finanziata l'illuminazione dello stadio Esseneto ad Agrigento, così sarà possibile disputare gare professionistiche e anche in notturna. Pubblicato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, il decreto di impegno definitivo di 1.330.000 euro per la realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio Esseneto di Agrigento. Si tratta di risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con fondi del Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027. Ad un anno dall'annuncio del finanziamento, dice l'assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricò, oggi con l'accreditamento delle somme si potrà procedere alla gara d'appalto. L'erogazione delle somme sarà ripartita dal 2025 al 2029 e sarà effettuata mediante l'emissione di pagamento a favore del Comune di Agrigento, sulla base delle richieste corredate dalla documentazione giustificativa della spesa. I lavori all'impianto di illuminazione non solo consentiranno di svolgere le gare anche in notturna, ma costituiscono un requisito per disputare le gare delle categorie professionistiche, oltre che per lo svolgimento di eventi all'interno della struttura sportiva. E oggi è una giornata storica per lo sport agrigentino. Dopo mesi di impegno e lavoro è stato pubblicato il decreto di finanziamento. Quando ho preso questo impegno con i tifosi sapevo quanto fosse atteso. Oggi quell'impegno è stato mantenuto, lo ha detto il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano, e risulta anche l'assessore al territorio Giusi Savarino, che ha detto: esprimo grande soddisfazione per il finanziamento. Come assessore al territorio ho seguito con attenzione l'iter che porterà finalmente al rinnovamento dell'impianto. Ci spostiamo adesso in via Acrone. Dopo numerosi allarmi lanciati da cittadini e associazioni, sono state chiuse 2 attività commerciali che insistono lungo questa strada, e sono il Bingo e l'annessa tabaccheria. Da giorni infatti un cedimento della superficie stradale ha determinato una evidente frana. Il movimento ha già in maniera evidente determinato una fenditura tra la strada e l'immobile e potrebbe adesso infatti compromettere la stabilità dell'edificio. Mudia for All, inaugurazione dei percorsi digitali e abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali. Stamane la presentazione ad Agrigento al Museo Diocesano, proprio prima dei festeggiamenti del patrono San Gerlando. Padre Pondillo, oggi una conferenza stampa per illustrare i nuovi percorsi per il Mudia, per la cattedrale, e tutte destinate diciamo, alle persone che sono un poco in disabilità. Voi avete creato dei percorsi atti a migliorare la percezione di questi monumenti. Museo per tutti, Mudia for All.
il progetto che stiamo presentando e che è il passaggio conclusivo di un percorso che è stato fatto con l'Associazione Ecclesia Viva, il Ministero della Cultura, il Museo Diocesano e l'Arcidiocesi. Prevede l'abbattimento delle barriere sensoriali e conoscitive oltre quelle architettoniche. Noi abbiamo lavorato per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel giardino del museo, che era l'unico punto che non era accessibile a tutti, e poi sull'abbattimento delle barriere sensitive e cognitive. Sensitive per l'approccio al monumento e all'arte, e cognitive per l'approccio alla conoscenza. Dal punto di vista dell'abbattimento delle barriere sensitive ci sono dei supporti digitali e tecnici che sono stati predisposti, e dal punto di vista dell'abbattimento delle barriere conoscitive c'è tutta una serie di applicazioni con contenuti che permettono di vedere la cattedrale nelle sue 4 dimensioni architettoniche e quindi capire che entra dentro la cattedrale e come si è arrivato a questo punto, collegata con le opere del Museo Diocesano. È un percorso interattivo, un percorso didattico, un percorso entusiasmante attraverso tablet, tavole digitali, oculi e una sala digitale all'interno della cattedrale. Lo offriamo alla provincia, alla città, ai turisti che verranno, anche in occasione di Agrigento, capitale italiana della cultura. Nel nostro piccolo diamo anche il nostro contributo. Lomoudia è sempre un punto di riferimento per l'attrazione turistica di Agrigento? Nel centro storico è ormai il punto di riferimento costante. Quanto prima ci sarà qualche altra novità che permetterà di colmare un gap che è andato avanti da troppo tempo e che ora invece ci permette di unire quelli che sono i maggiori attrattori della città di Agrigento. Dottoressa Brancato, lei ha curato l'aspetto culturale e scientifico di questa iniziativa sicuramente molto interessante per il turista che viene e che si trova in difficoltà sensoriali. Sì, noi abbiamo investito sulla tecnologia con un approccio storico. Io da storico dell'arte ho fatto ricorso alle nuove forme innovative delle tecnologie per rendere il patrimonio culturale alla portata di tutti e quindi accessibile anche soprattutto a livello cognitivo, però non venendo mai meno a quelle che sono le fonti storiche, i dati storici che ci permettono veramente di parlare con cognizione di causa. Allora la tecnologia può essere veramente uno strumento utile per migliorare la fruizione e soprattutto rendere anche visivi alcuni luoghi della cattedrale che ormai non esistono più per le varie trasformazioni che ha avuto nel corso dei secoli. Mi preme ricordare come ci ha permesso la tecnologia di ricostruire attraverso ovviamente sempre le fonti storiche e soprattutto anche un rilievo fotografico importante di fine 800, ci ha permesso di ricostruire le varie fasi della cattedrale, soprattutto la fase barocca, che era quella che aveva un timbro anche estetico molto forte che col tempo purtroppo è venuto meno a seguito dei lavori di restauro dei primi del Novecento. Quindi che dire, veramente la tecnologia può permetterci di ridare almeno, sebbene in maniera virtuale, di ridare lo status dei nostri luoghi nel corso della storia, senza ovviamente venir meno a quello che è sempre l'apporto umano. Restiamo nel centro storico dove riaprirà a breve la chiesa di San Girolamo. Lo ha comunicato Mario Gallo, abitante proprio nella via San Girolamo del centro storico, affermando che diventerà un punto di aggregazione per giovani e anziani. Sentiamo. Finalmente stiamo per riaprire la chiesa di San Girolamo. Stiamo ultimando le pulizie, abbiamo già fatto il contratto per la luce, verranno fatti altri lavori di adeguamento. La chiesa dopo 50 anni, grazie a padre Pontillo, il direttore del bene culturale della Curia, grazie a Anto Zergio, grazie al Genio Civile, sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Girolamo. Finalmente ci è stata consegnata, quindi noi come parrocchia ci stiamo passando tutti, abbiamo pulito tutto per terra, abbiamo sistemato un po' di cose, abbiamo tolto tutta l'immondizia che c'era perché purtroppo
l'impresa che aveva fatto i lavori aveva lasciato qua dentro tutti i detriti del tetto che hanno fatto nuovo, di tutte le cose che hanno fatto, li abbiamo tolti. Abbiamo quindi affrontato e stiamo affrontando numerose spese. Questa chiesa, che non è adibita al culto, non è sconsacrata, non è adibita al culto, quindi sarà adibita a oratorio, quindi oratorio sia per i grandi che per i piccoli che per gli anziani, che ci hanno chiesto più volte che vogliono anche loro, gli anziani, un luogo per passare tempo, giocare a carte, giocare a tombola. Metteremo uno schermo gigante per vedere le partite. Ci sono già 2 biliardine, ma ne stiamo mettendo altre 3 che le avevamo in chiesa messe da parte. Ora finalmente abbiamo questo luogo spazioso. Ci stanno aiutando un po' tutti, sia l'amministrazione comunale, sia le persone, stiamo ricevendo dei bonifici, però i soldi che abbiamo raccolto non bastano, perché ci vogliono tanti soldini, perché per fare il contratto della luce abbiamo speso 600 euro, poi dovrà essere fatto l'impianto elettrico, e per fare l'acqua che ce l'hanno prestata oggi ci vogliono altri 600 euro. Fortunatamente con le persone, insomma, tutti ci stiamo tassando, chi per ora ci ha prestato la luce, chi ci ha prestato l'acqua di Poggi che abbiamo lavato per terra, bello pulito con l'acido muriatico, perché lo dobbiamo fare ancora, bisognerà chiamare il levigatore casomai per fare una levigatura. Insomma, ci sarà bisogno di tinteggiarla, i lavori che ci vogliono sono tanti. Spero che qualcuno di voi che ha a cuore sia la chiesa di San Girolamo, che viene aperta dopo 50 anni che era rimasta chiusa, ci dia la possibilità di dare a questo quartiere una nuova dignità, una nuova veste. Parliamo adesso della traslazione delle spoglie del giudice Rosario Livatino, per la quale Canicattì rifarà un nuovo look alle strade interessate al passaggio del corteo. Il governo siciliano finanzierà la riqualificazione delle strade di Canicattì che saranno percorse dalla processione della solenne traslazione del corpo del beato Rosario Livatino, il giudice ragazzino barbaramente ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato nel 2021. L'intervento è stato richiesto la settimana scorsa al presidente della regione, Renato Schifani, dal sindaco Corbo e la giunta, su proposta dell'assessorato regionale delle infrastrutture, ha stanziato 250.000 euro per la manutenzione straordinaria. I lavori riguarderanno il percorso processionale che dal cimitero cittadino condurrà i resti del magistrato nel moderno edificio della chiesa di Santa Chiara. La cerimonia, che sarà organizzata dalla Curia di Agrigento, è prevista per il prossimo maggio. Rosario Livatino, magistrato integerrimo e cristiano esemplare, rappresenta un simbolo di legalità per tutta la Sicilia, dice il presidente Schifani, e abbiamo il dovere di onorarne la memoria nel modo più degno possibile. La traslazione delle sue spoglie sarà un momento di profonda spiritualità e di rinnovato impegno per tutti. I lavori potranno partire immediatamente perché la spesa sarà inserita nell'accordo di programma quadro per Agrigento. Le riparazioni riguarderanno Via Nazionale, Via Capitano Ippolito, Piazza 4 Novembre, Corso Umberto I, Viale Regina Margherita, Via Vittorio Veneto, Via Luigi Pirandello, Via Rosario Livatino, Via Giudice Saetta, Via Giuseppe Gugino. Le strade presentano una serie di disconnessioni e fessurazioni del manto stradale e si procederà alla loro messa in sicurezza attraverso la stesura di asfalto. E da oggi al 21 di febbraio sulla statale 640, denominata la strada degli scrittori, ci saranno alcune limitazioni al traffico. Lo comunica ANAS, che specifica altresì che sarà chiuso lo svincolo di Canicattì Nord Cannemaschi su svincolo in entrata in direzione Caltanissetta. E c'è un no secco dei sindaci del Belice a Schifani sulla realizzazione di mega impianti eolici nel territorio. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamane una delegazione di sindaci della Valle del Belice in rappresentanza dei firmatari del manifesto contro la speculazione del territorio, a causa dei grandi impianti di energie rinnovabili. All'incontro erano presenti, oltre ai sindaci di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, di Santa Margherita, Gaspare Viola,
di Sambuca Giuseppe Caccioppo, di Menfi Vito Clemente e anche il consulente del GAL Valle del Belice Mario Di Giovanna. I sindaci hanno rappresentato al presidente la loro preoccupazione per quello che loro definiscono un vero e proprio assalto al territorio. Il presidente della regione, nelle more dell'individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti FER, che al momento è bloccata in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, si è impegnato ad approvare un decreto per equiparare le aree in cui non è possibile realizzare impianti fotovoltaici alle stesse aree già individuate con legislazione esistente per gli impianti eolici. L'agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco e deputato regionale, ha inoltre proposto un'audizione innanzi alla Commissione Ambiente dell'ARS per discutere degli aspetti tecnici, che potranno essere inseriti in future ed urgenti proposte di legge per tutelare il territorio. E adesso le attività delle scuole, la percezione della violenza in età adolescenziale, si è discusso oggi all'Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Gallo di Agrigento. Oggi a Niccolò Gallo un'interessante iniziativa sulla violenza. Sì, è un'iniziativa voluta dall'Ande di Agrigento, ringrazio la Presidente e le socie che qui sono presenti, alla quale partecipano anche la psicologa dottoressa Bartolomeo e la comandante della Compagnia dei Carabinieri, dottoressa Putorti. È un tema molto importante, quello della violenza in tutte le sue manifestazioni e con tutte le sue implicazioni. È un tema dall'alto valore educativo, la scuola non può esimersi dal trattarlo, lavoriamo quotidianamente assieme alle famiglie affinché possano essere prevenute tutte le forme di violenza. Questo però la scuola non può essere da sola, ha bisogno della sinergia con le associazioni culturali, con gli enti, col mondo politico, perché ci vuole un lavoro di squadra per far sì che questi comportamenti potenzialmente devianti o comunque situazioni di non rispetto nei confronti dell'altro vengano a cessare. È fondamentale questo, anche perché rientra tra i compiti della scuola, rientra tra gli argomenti del curriculum d'istituto dell'educazione civica, e l'attività che stiamo svolgendo oggi è una delle attività previste per prevenire fenomeni del cyberbullismo e del bullismo, come viene indicato dalle note ministeriali. Quindi veramente un ringraziamento e un auspicio che i ragazzi che oggi si sentiranno, dato il taglio dell'incontro, i veri protagonisti, possano adottare nella loro vita sempre comportamenti corretti e rispettosi delle regole. Si parla di violenza alle donne oggi qui al Niccolò Gallo, nella iniziativa che organizzate voi come associazione. Naturalmente l'associazione Ande non può sottovalutare, dimenticare questo problema che attanaglia tutta la società. E la nostra attenzione, come quella della maggior parte delle associazioni che operano nell'Agrigentino, ma direi anche a livello nazionale, è proprio rivolta ai giovani. Quindi siamo oggi qui all'Istituto Niccolò Gallo con la preside, con la quale abbiamo intrapreso un percorso che poi rispetto a questi ragazzi che sono oggi qui del primo e secondo anno proseguirà anche in autunno. Infatti lasceremo dei questionari e ci reincontreremo. Il tema che oggi noi vogliamo affrontare è quello della percezione della violenza, perché oggi forse sta sfuggendo un po' di mano tutta la problematica, perché le cose che noi sentiamo sono terribili e quasi nel volerlo rifiutare quasi non le vorremmo neanche sentire e ascoltare, ma c'è un problema di percezione nei ragazzi, perché a volte sono circondati da una forma di violenza che non si manifesta nelle classiche maniere, ma più melliflua, di altro tipo, e i ragazzi debbono prenderne coscienza, soprattutto quelli che sono nell'età adolescenziale, i ragazzi che appunto noi oggi andiamo ad incontrare. Quindi siamo grati alla preside che ci ha aperto le porte e insieme alla sociologa e psicologa siamo scese qui oggi noi e anche al comandante Putorti proprio per incontrare i ragazzi. L'Istituto Odierna ha organizzato Scuola Futura a Cortina d'Ampezzo. L'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro ha organizzato un evento di Scuola Futura a Cortina d'Ampezzo.
L'Odierna è una delle 10 scuole polo nazionali per la realizzazione di iniziative nazionali e internazionali di formazione per studenti e docenti. Diversi sono stati i laboratori che hanno impegnato alunni, docenti, dirigenti e equip formative territoriali di numerose regioni italiane. Sono molto soddisfatta della riuscita dell'evento, dichiara Annalia Todaro, dirigente dell'Odierna. In questi 2 mesi io ed il mio staff ci siamo impegnati duramente per la riuscita di questo grandissimo evento. Organizzare uno Scuola Futura è sempre impegnativo. Organizzarlo a Cortina d'Ampezzo ha amplificato le difficoltà, considerata la logistica del posto, e ringrazio il Ministero per la fiducia riposta sulle capacità organizzative della nostra scuola. Durante la cerimonia di chiusura, gli studenti hanno restituito i loro lavori alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Presente anche il cantante Mr. Rain, che ha infuocato la platea con i suoi successi. È la cortina d'Ampezzo del design, del fare e del pensare, delle collisioni globali che qui sulle nevi di Cortina noi per i prossimi 4 giorni vogliamo accelerare. We'll learn a lot and bring back all the new learnings, the new tools to add to your virtual suitcase of knowledge. Quello che le Olimpiadi lasceranno sul nostro territorio è quello che voi porterete a casa in questi giorni. Io ho sentito in quel momento un'energia che arrivava da molto lontano. Quindi è una enorme celebrazione dello sport e dei giochi e del movimento olimpico in quanto cultura. Sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi saranno sicuramente giorni straordinari. Buon divertimento e buono sport e buoni giochi. Abbiamo deciso oggi di lanciare una sfida, Scuola Futura Next Gen 26. Comunque ho trovato in tutti i paesi era l'umanità che si poneva sempre in modo molto gentile nei miei confronti. Io sono cieco da quando sono nato e quando sono nato non è che ero così felice di non vedere, anzi voi vedenti mi stavate molto antipatici. Lo sport mi ha insegnato anche ad allenare le mie abilità, al di là delle diversità, al di là di quello che io non ho, ad allenare quello che resta. Ma dove ci troviamo qui? In paradiso? No, un po' più bassi. Siamo dalle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo per Scuola Futura Next Generation 26. Scuola Futura accende l'entusiasmo. E l'entusiasmo è l'obiettivo di una scuola capace di raggiungere i cuori, capace di stimolare passione, di una scuola capace di suscitare emozioni. Tutta questa straordinaria sinergia fra sport e scuola è finalizzato a valorizzare voi e a costruire per voi un futuro degno di realizzazione dei vostri sogni, delle vostre aspirazioni e dei vostri talenti. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie.
Ancora l'attività delle scuole 100 passi verso il 21 di marzo con Luigi Ciotti è il contenuto di una iniziativa svoltasi stamane presso l'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento. C'era Arturo Cantella. Don Ciotti, qui ad Agrigento all'Istituto Quasimodo un incontro con i docenti ma anche con gli alunni. Ecco, con quale obiettivo e le finalità, quale sarà il messaggio che lei lancerà? Non sono io che lancio il messaggio, sono gli insegnanti, sono i ragazzi che ci chiedono di essere ascoltati, di essere intercettati, di essere valorizzati, di essere riconosciuti. Quindi sono io che vengo a imparare a cogliere quali sono le fragilità ma anche le positività che si rappresentano. E poi per riflettere seriamente su che cosa noi tutti possiamo fare, i ragazzi da una parte, ma anche un mondo degli adulti che deve assumersi di più la propria responsabilità. Perché questa è una società che si preoccupa dei giovani, ma poi non se ne occupa a sufficienza. Invece dovremmo investire di più forze, energie, pensieri, progetti, per inondare i nostri territori di opportunità. Ecco, i giovani ci sono quando trovano dei punti di riferimento veri, concreti, di vita, di carne. Ma siamo anche qui perché stiamo preparando la giornata della memoria e dell'impegno, oggi legge dello Stato, per ricordare tutte le vittime innocenti della violenza criminale e mafiosa. Centinaia. Quest'anno questa giornata, oggi legge anche dello Stato, sarà a Trapani, la provincia di Trapani. Però coinvolge tutto, deve coinvolgere tutto il nostro paese che è l'Italia e quindi è uno di tanti momenti anche perché sia una memoria però non retorica, non celebrazione, non evento, una memoria viva. E la memoria viva è quella che si deve tradurre tutti i giorni, non un giorno, in responsabilità e in impegno. Quindi rifletteremo anche di questo, ma soprattutto dobbiamo mai dimenticarci che in ogni città c'è una città dentro la città. E qual è questa città dentro la città? È la città di quelli che già fanno, che già sono impegnati, quelli che ci mettono già la faccia. Non dimentichiamo quindi le cose belle, importanti e positive che ci sono. Ieri c'è stata una grande retata in un piccolo paesino, hanno arrestato tanta gente, recentemente anche 180 mafiosi. Questo è segnale, diciamo, di una Sicilia che cambia, un impegno delle forze della polizia nel territorio? No, il problema è che le mafie sono più forti di prima in Italia, hanno cambiato il sistema, metodo legale e illegale che convivono insieme, eccetera. Quindi c'è una riflessione da fare. Sparano di meno, fanno meno rumore, meno chiasso, ma ci sono. Non dimenticandoci di una cosa, che non basta tagliare la malerba in superficie, perché la malerba in superficie viene tagliata, il lavoro dei magistrati, forze di polizia, il grande lavoro delle prefetture. No, bisogna andare a stirpare il male alla radice. Stirpare il male alla radice è un grande impegno culturale, educativo, di politica e sociale. Di politica sociale che vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire servizi per la persona, che sono elementi importanti e fondamentali. Però attenzione, bisogna mai dimenticarsi che l'ultima mafia, le grandi operazioni che vengono fatte, è sempre la penultima, perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo, rigenerarsi. Tocca anche noi ancora di più rigenerarci, esserci, dare continuità ai nostri impegni, alle nostre responsabilità, essere cittadini non sull'onda delle emozioni di qualche momento, ma cittadini più responsabili. Oggi questa presenza di Don Ciotti, avete organizzato... Buongiorno. Sì. Avete organizzato questo evento, un evento bello in vista anche di questa ricorrenza nazionale, l'impegno contro la mafia. Sì, io ho suggerito immediatamente quando mi è stato proposto di partecipare e quindi coordinare questo evento, ho scelto e ho suggerito a Don Ciotti questo quartiere, il quartiere Villa Seta, piuttosto che far convergere gli studenti in prefettura, che è vero che è il luogo istituzionale per eccellenza, però questo territorio ha bisogno della nostra presenza. Questo è il motivo per cui oggi siamo qui, proprio per lanciare questo messaggio, non solo agli studenti ma a tutti coloro che risiedono in questo quartiere, che è un quartiere bisognevole di attenzioni. Noi le attenzioni le vogliamo dare, ma soprattutto dobbiamo rappresentare alle giovani generazioni
che si devono fidare delle istituzioni. Noi siamo al loro fianco, qualsiasi istanza la devono rivolgere agli apparati istituzionali e in maniera sinergica riusciremo a rivalutare questo territorio. Ci sono tante eccellenze, ci sono tanti ragazzi che hanno uno spirito di volontà e un'effervescenza tale che vogliono anche modificare e vogliono il cambiamento. Noi oggi rappresenteremo che questo cambiamento lo si può raggiungere perché l'apparato istituzionale lavora al loro fianco. Un'occasione imperdibile, importantissima per le scuole, per i nostri studenti, la presenza di Don Luigi qui nel nostro territorio, della sua associazione, perché non è mai abbastanza parlare di mafia nei nostri territori, parlarne ai ragazzi, alle future generazioni, perché dalla consapevolezza della storia e del passato e delle vittime che hanno dato la loro vita per combattere la mafia, che si costruiscono i valori delle nuove generazioni. Sì, è un'iniziativa che è partita innanzitutto quindi dalla prefettura e dall'ufficio scolastico provinciale, che hanno individuato il Quasimodo come sede di questo importante incontro. Con la legge 20 del 2017 è stata istituita nella nostra Repubblica la giornata della memoria, quindi dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Quest'anno si celebrerà la 30ª edizione e la ricorrenza viene fissata il 21 marzo, quindi evocativamente il primo giorno di primavera, proprio a voler segnalare quindi una rinascita, quindi una svolta. La 30ª edizione si svolgerà a Trapani e c'è tutto un percorso, quindi un cammino per arrivare a questa importante data. Una tappa quindi oggi è quella di Agrigento, con la presenza quindi di Don Giotti. La giornata si articolerà in due momenti. In un primo momento Don Giotti ha il piacere di parlare con i dirigenti scolastici che interverranno praticamente da tutta la provincia, perché l'evento non è limitato ai dirigenti di Agrigento città, ma c'è un'adesione quindi nutrita da parte di molti dirigenti. E poi il secondo momento più importante con i nostri ragazzi, in particolare ci saranno i ragazzi del Quasimodo e poi alcune rappresentanze di istituti superiori. E adesso la vicenda del dirigente generale nominato ma risultato inquisito, preso atto della rinuncia di Carmelo Ricciardo all'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione. La giunta regionale ha provveduto a nominare al suo posto Vincenzo Cusumano, attualmente capo di gabinetto vicario dell'assessore regionale alla famiglia. In passato Cusumano ha ricoperto l'incarico di direttore dell'Istituto regionale del vino e dell'olio. Ancora la regione siciliana, fondi europei, la spesa è lenta e Schifani convoca un vertice a Palazzo d'Orléans. Ci sarà un gruppo di lavoro incaricato di svolgere un monitoraggio costante e rigoroso sullo stato di avanzamento della spesa del FESR per gli anni 2025 e 2026 e di individuare le soluzioni per accelerare le procedure. È quanto scaturisce da una riunione organizzata dal presidente della regione siciliana, Renato Schifani, a Palazzo d'Orléans con gli assessori Aricò, Di Mauro, Turano, Savarino e Faraoni, alla presenza del dirigente generale del Dipartimento Programmazione, Vincenzo Falgares. L'incontro si è reso necessario a seguito di alcune criticità nell'attuazione del programma e, in particolare, delle difficoltà nella spesa di circa 700 milioni di euro, 200 quest'anno e 500 nel 2026. Gli assessori e i dirigenti generali dei dipartimenti coinvolti, sottolinea il presidente Schifani, saranno chiamati a prestare maggiore attenzione, a superare le lentezze burocratiche che stanno rallentando la regolare esecuzione dei piani di spesa e a profondere il massimo sforzo per impedire il disimpegno delle risorse. Sull'impiego dei fondi europei si gioca una grande partita per lo sviluppo della Sicilia. Ulteriori ritardi ed esitazioni non saranno più consentiti. La task force si insedierà nei prossimi giorni e farà capo direttamente alla presidenza della regione.
Ancora dalla Regione, la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera al disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica voluto proprio dal governo Schifani. La riforma prevede che al posto degli attuali 13 enti, gli 11 consorzi storici e i 2 consorzi della Sicilia occidentale e orientale, si passerà ad un assetto basato su 4 organismi corrispondenti a bacini idrografici omogenei: nord-orientale, nord-occidentale, sud-occidentale e sud-orientale. Test antidroga per parlamentari, amministratori e personale del Servizio Sanitario Nazionale è il contenuto di una proposta di legge di Noi Moderati. Potrebbe arrivare una stretta sull'uso di stupefacenti per politici e amministratori o comunque esponenti di vertici istituzionali. Se ne fa promotore Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, tramite la presentazione di una proposta di legge presentata alle Camere che sembra avere l'appoggio anche di tanti altri esponenti dei partiti della maggioranza di centrodestra. Si propone, afferma Romano, di istituire accertamenti periodici per i titolari di cariche pubbliche elettive presso il Parlamento nazionale e titolari di incarichi di governo, le cariche elettive dei consigli regionali e gli organi collegiali degli enti locali, magistrati, giudici, pubblici ministeri, medici e personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dirigenti pubblici. Saverio Romano punta ad istituire l'accertamento obbligatorio antidroga nei confronti di coloro che per la loro funzione rivestano particolari responsabilità amministrative o nell'ambito della loro attività potrebbero mettere a rischio l'incolumità pubblica. La proposta infatti parte dal presupposto che la dipendenza da sostanze stupefacenti può influenzare i processi decisionali e individua anche i soggetti che dovrebbero essere monitorati. Qualche notizia di cronaca: una pistola e 2 caricatori, uno dei quali carico con 7 cartucce, sono stati rinvenuti in un appezzamento di terreno in contrada Fontanazza, area Almonte. Munizioni e arma sono state scoperte dagli agenti di polizia durante una perquisizione. Mentre a Menfi un incendio ha danneggiato un cantiere nautico lungo la strada provinciale 41. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti di Santa Margherita di Belice, Sciacca e Cianciana. Ingenti i danni, anche se non è chiara ancora la natura dell'evento. E il GUP del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, ha inflitto 14 anni di reclusione a Giovanni De Relitto, 74 anni, ritenuto il capo della famiglia di Burgio, e 10 anni e 8 mesi di reclusione ad Alberto Provenzano, di 59 anni, ritenuto il braccio destro del boss. E sono le prime 2 condanne del processo con rito abbreviato scaturito dalla maxi inchiesta che ha decapitato il mandamento mafioso di Luca Sicula Ribera. Rossana Florio è stata confermata alla direzione dell'Archivio di Stato di Agrigento. La Florio si è distinta per avere dato un nuovo impulso all'idea di Archivio di Stato come luogo storico della cultura aperto al pubblico e ai fruitori per la conoscenza. A Rossana Florio le congratulazioni di TVA e l'augurio che possa proseguire nella meritoria opera di diffusione dei preziosi contenuti presenti all'interno della struttura. Iniziativa della Caritas Diocesana di Agrigento che organizza il laboratorio di sartoria. Sono 10 incontri sotto la guida di un tutor. Il laboratorio si terrà presso Trame, l'Officina dei Tessuti Viventi, in via Atenea 301, e la partecipazione è totalmente gratuita.
Domani pomeriggio alle ore 18 nella Sala della Musica dell'Associazione Atena in corso Umberto I a Canicattì sarà presentato l'ultimo libro Piraterie 3 dello scrittore e saggista Francesco Pira, professore di sociologia dell'Università di Messina. E in occasione del 77° Mandorlo in Fiore in programma dall'8 al 16 di marzo, il Comune lancia ancora una volta la tradizionale iniziativa Vetrine Fiorite Mandorlo in Fiore 2025 per coinvolgere le attività commerciali nell'allestimento di vetrine dei negozi, bar e ristoranti della città. Per iscriversi al concorso è necessario compilare il modulo allegato all'avviso consultabile al link apposito sul sito del Comune di Agrigento e inviarlo entro martedì 4 marzo. Il vincitore per la migliore vetrina sarà premiato con una targa sabato 15 marzo al Palacongressi durante la serata di gala del 77° Festival Internazionale del Folklore. E adesso lo sport, novità in casa Acragas, ma ci sono anche i fulmini del giudice sportivo. L'Acragas martedì pomeriggio è ritornato ad allenarsi agli ordini di Gianfranco Favarin e domenica sarà regolarmente in campo a Ragusa. E questa la notizia principale di questo servizio. Ma la notizia ancora più importante e significativa è che entro qualche giorno potrebbe registrarsi una svolta definitiva per il futuro acragantino, un cambio di guardia alla guida della società. Al momento si stanno intrecciando riunioni il cui contenuto è avvolto nel mistero più fitto, ma fonti abbastanza informate asseriscono che l'Acragas è in procinto di intraprendere un nuovo percorso. Parallelamente arriva anche la notizia riguardante il finanziamento ufficiale regionale per l'illuminazione dell'impianto, ma anche dei lavori straordinari, e dove tutto dovrebbe iniziare entro la prossima estate. Tanta la carne al fuoco, come si può notare, con la speranza che tutto possa risolversi presto e nel migliore dei modi. E dopo un po' di dolce, adesso purtroppo un po' di amaro. Il giudice sportivo ha infatti emesso la propria sentenza disciplinare in conseguenza dell'ultima gara giocata domenica scorsa contro il Sant'Agata. Ci sono stati dei provvedimenti davvero pesanti, 700 euro di ammenda nei confronti dell'Acragas e poi una squalifica per 4 gare per Vincenzo Cheventuccio e per 2 gare per Michele Locurto e poi per una gara per Lamin Igningue. Non si dimentichi che è attualmente fuori il difensore Rechichi, appiedato la scorsa settimana per 4 settimane. Quindi questo è il quadro generale che riguarda l'organico biancazzurro. E concludiamo con un'altra notizia invece che interessa un ex tesserato dell'Acragas, vale a dire Nicola Terranova, che aveva iniziato la stagione in sella Lanissa e poi esonerato a metà stagione. La notizia è che ritorna ad allenare, infatti il suo nuovo club è il Vittoria Compagine Iblea, che milita nel campionato di eccellenza Girone B e che sta lottando per la zona playoff. Nel recente trascorso aveva vinto il campionato alla guida della stessa formazione biancoscudata, mentre in precedenza mister Terranova, che ha allenato tra gli altri il Gela, il Marsala e il Castrovillari, aveva vinto un campionato con l'Acragas ed una Coppa Italia con il Canicattì. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino e ancora sul 268 delle Smart TV in tutta Italia e poi naturalmente la TV online sul sito www.televideoagrigento.tv e ancora sui nostri canali social, YouTube, dove troverete i nostri servizi e le nostre trasmissioni on demand. A tutti un buon proseguimento di giornata.